10 piatti per 10 chef, serata di solidarietà qui a Treviso, e siamo in compagnia di Renzo del Farra della locanda San Lorenzo di Alpago. San Lorenzo di Alpago, una locanda famosissima nell'Alpago, e naturalmente voi in qualche modo riportate un pezzo del vostro territorio, perché vedo qui veramente come dire, una ricetta che in qualche modo siete andati a scovare tutta una serie di materie prime, no? Adesso raccontiamo questa ricetta. Sì, di solito ci identificano per l'agnello dell'Alpago, questa volta abbiamo portato la ricotta e i funghi dell'Alpago, e un po' di guanciale, lo stesso fatto da noi, che serve per coronare, per finire il piatto, per dare questa nota. Il piatto ancora non c'è? No. Eccolo lì, guardate, vedete che è lì pronto per essere impiattato, per essere preparato, perché lo fate. Sì, viene fatto il momento perché è una pasta croccante e quindi va riempita al momento, se no perde la fragranza, si affloscia. Sì. E c'è anche un bel abbinamento, qui abbiamo veramente abbiamo un gran bel vino trentino, un metodo compagnia classico. di Mara Zanon, mia moglie. Buonasera. Sommelier. E qui lo Sommelier. Cosa ci ha proposto ovviamente? Il Trento DOC. sì, un Trento DOC, una riserva 2010 in Cesarini Sforza, un extra brut. E lo... Sì. Quindi un gran bel abbinamento, qui giochiamo le serie speciali. Assolutamente sì. E questo vino che comunque pulirà molto bene la bocca, darà una bella freschezza e si abbinerà comunque a questo piatto che ha comunque anche la sua componente, diciamo, di rotondità, di grassezza data appunto dalla ricotta. Non è stato che assaggiarlo, ma vogliamo anche ricordarlo, ovviamente basta venire in Alpago per trovarvi e dire locanda San Lorenzo, giusto? Quindi non è difficile, tra l'altro si arriva comodamente in autostrada, l'uscita... 7 km di autostrada, quindi non è che sia scomodo, anzi è molto pratico. E poi questo è anche un bel periodo, diciamo adesso le giornate autunnali, regalano un sacco di colori, un sacco di sapori, no? Sì, colori del territorio magnifici, se non c'è il tempo come sti giorni qua, però secondo me il più bel periodo dell'anno è questo qua, novembre, perché ci sono i contrasti del verde e del rosso dei faggi, è una cosa magnifica. E poi a stare a tavola in questo periodo è magico. È un po' di caminetto, un po' di legna sul focolare. Sì, anche quello, sì. Bene, quindi vi abbiamo regalato già un'idea per il prossimo itinerario e quindi alla prossima. Grazie, alla prossima. Grazie. Vi aspettiamo in Alpago.